Onorevole Marina Sereni, vicepresidente della Camera, oggi qui ad Agrigento per discutere di politica ed antipolitica al tempo della Brexit e di Trump. Ecco, qual è il senso del suo intervento oggi? Ma qui rifletteremo un po' con lo sguardo lungo. In Europa e nel mondo la politica è stata sfidata da personalità o partiti che hanno scelto il fronte della protesta e della demagogia. Noi pensiamo che ci sia invece necessità di riformare la politica, di una buona politica che si metta a livello dei cittadini, che organizzi la democrazia sul territorio e che faccia partecipare di più le persone. E questo è il tema che vogliamo affrontare guardandola con un occhio accademico, quella di un professore universitario, e con l'occhio di una parlamentare locale come Maria Iacono. Io cercherò di dare il mio contributo, penso che ci sia grande domanda di cambiamento della politica e penso che il Partito Democratico abbia grandi responsabilità e vogliamo corrispondere a queste responsabilità. Professor Alfonso Iacono qui ad Agrigento, ecco quanto è importante parlare di queste tematiche, Brexit e Trump, in questo momento politico. È assolutamente fondamentale, un po' anche sulla scia dei risultati che ci sono stati proprio ieri, ma a parte quello diventa molto importante cercare di capire un po', come dire, a che punto siamo con la democrazia, perché c'è una crisi generale non solo italiana e anche occidentale, ci sono molti problemi, ci sono delle pressioni, delle ondate a dir poco conservatrici se non reazionarie in tutta Europa e anche di là dell'oceano, quindi è chiaro che è di grande importanza capire, al di là ora delle cose contingenti, dove stiamo andando e che cosa sta accadendo veramente. Ecco. Anche in Francia l'abbiamo visto e in Italia con Salvini, diciamo, sono movimenti che stanno attecchendo e prendono consenso comunque, quindi vuol dire che la gente è anche stanca un po' di queste cose. Sicuramente, io quando ha vinto Macron mi hanno intervistato e ho detto bah sì, è la terza volta che tiriamo un sospiro di sollievo, prima l'Austria, poi l'Olanda, adesso la Francia. Perché è vero che non ce la fanno, però sono paesi dove la destra, ma la destra quella, insomma, quella dura, quella forte, sta avendo comunque grandi consensi. Quanti sospiri di sollievo dobbiamo tirar fuori? Non è possibile andare avanti così, perché bisogna capire per quale motivo c'è questa ondata di destra che raccoglie una insoddisfazione, evidentemente una protesta che in molti casi un tempo veniva raccolta da sinistra, come mai adesso invece ci troviamo in questa situazione? È una domanda che ci dobbiamo fare perché a mio parere c'è il rischio di essere travolti da una situazione di questo genere. È chiaro che ci sono molti problemi che devono essere affrontati, però non c'è dubbio che questi risultati devono fare riflettere la sinistra.